Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Per la tua pubblicità su TVA, chiama il numero 337 96 55 60. TVA diventa una TV a diffusione nazionale da oggi sul canale 268 delle Smart TV, cliccando TV locali sul logo TVA e in streaming su televideoagrigento.tv. Oggi le giornate dell'economia 2024 organizzate dalla Camera di Commercio di Agrigento sul tema Una nuova cultura d'impresa. Entra nel vivo la festa, pomeriggio l'accensione del tripode dell'amicizia al Tempio della Concordia, intervista al sindaco Miccichè. Operazione antimafia della polizia di Caltanissetta, 55 le misure cautelari, tra cui 12 nella nostra provincia. Ultimo incontro per le iniziative sull'8 marzo, oggi ospite la giornalista di guerra Stefania Battistini. Momento di sofferenza allicata e di disagio sociale tra i più giovani, una riflessione del sociologo licatese Francesco Pira. Passo avanti dell'Acragas dalla zona retrocessione dopo la vittoria di domenica con il Locri, le interviste al direttore sportivo Cammarate e al direttore generale Graziano. Vi proponiamo altresì una goal collection della 30ª giornata del campionato di Serie D, Girone I. Buongiorno con il nostro appuntamento di TVA Notizie. TVA diventa una TV a diffusione nazionale da oggi sul canale 268 delle Smart TV, cliccando TV locali sul logo TVA e ovviamente in streaming su televideoagrigento.tv. Ce ne parla Margherita Trupiano. TVA si aggiorna e cresce raggiungendo con la sua programmazione tutta Italia. L'emittente televisiva da più di 40 anni presente sul territorio con il digitale terrestre ha irradiato la sua programmazione fino alla Bassa Calabria e ha deciso di dare ai suoi telespettatori e al territorio che da sempre ha seguito e promosso una nuova opportunità tramite il canale 268 che dalle Smart TV ci permetteranno di portare la nostra informazione, la Sicilia e Agrigento in campo nazionale. Un'idea che si affianca a quella da subito avviata con l'avvento di Internet tramite la web TV, sempre attiva tramite il sito www.televideoagrigento.tv che ha portato la nostra voce in tutto il mondo unitamente ai nostri canali social e YouTube. Adesso abbiamo puntato ad una capillare copertura dello stivale. Per seguirci basterà effettuare 3 semplici passaggi: digitare sulla Smart TV tramite il telecomando il canale 268, cliccare sulla finestra in basso dove sta scritto TV locali. Si aprirà una pagina nella quale riconoscerete il nostro marchio TVA. Un ulteriore clic vi porterà alla nostra TV in diretta. TVA dunque da oggi diventa una TV nazionale. Al via oggi le giornate dell'economia 2024 organizzate dalla Camera di Commercio di Agrigento sul tema Una nuova cultura d'impresa. Noi eravamo sul posto e abbiamo seguito l'evento. La Camera di Commercio di Agrigento ha organizzato oggi la giornata dell'economia 2024 sul tema Una nuova cultura d'impresa. L'incontro si è svolto stamani presso l'Aula Magna del Polo Universitario di Agrigento a Villa Genoardi. Il programma ha previsto i saluti di Gianfranco Tuzzolino, presidente del Polo Universitario di Agrigento,
di Giuseppe Termine, commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento, di Giuseppe Pace, presidente Unioncamere Sicilia, di Franco Miccichè, sindaco di Agrigento, quindi l'introduzione di Gianfranco Latino, segretario generale della Camera di Commercio di Agrigento. Presente anche le comunicazioni di Giacomo Minio nella sua qualità di presidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025, di Sergio Attard, direttore della sede di Agrigento della Banca d'Italia. Quindi i saluti del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè. Sì, in occasione in avvicinamento alla grande anno di Agrigento Capitale alla Cultura, la Camera di Commercio ha inteso promuovere questa conferenza o dibattito sul tema della nuova cultura d'impresa, una cultura che non deve avere una visione miope tesa soltanto alla massimizzazione del profitto, ma che deve tendere a farsi promotore di un rinnovato impegno in tema di sostenibilità ambientale, di tutela della legalità e soprattutto di sostenibilità sociale. E in questo senso vorremmo che si aprissero un dibattito con i rappresentanti istituzionali delle associazioni di categoria che abbiamo invitato, del mondo accademico e della politica. Oggi le giornate dell'economia in vista di Capitale 2025, il ruolo della nostra città in un momento come questo qual è? Ma è un ruolo importante quello della nostra città. Io il messaggio che voglio lanciare agli addetti ai lavori: si è sempre parlato di economia della cultura, perché non è vero che di cultura non si mangia, la cultura porta economia in un territorio se è fatta bene, però io oggi voglio lanciare un messaggio, voglio parlare invece di cultura dell'economia, cioè creare proprio un'etica dell'economia e far sì che questo possa aggregare le varie popolazioni all'infuori proprio dell'aspetto speculativo. Oggi presente a questo forum sull'economia indetto dalla Camera di Commercio. Ecco, il punto di vista di un funzionario, evidentemente è il massimo esponente dell'economia come la Banca d'Italia. Certamente sono argomenti molto importanti, perché quando si parla di sviluppo, di sostenibilità dello sviluppo è qualcosa che c'è veramente attualissimo. Ci sono diversi interventi in merito su quello che può nuocere o può giovare allo sviluppo economico. Il tema della sostenibilità è certamente centrale, quindi ritengo che gli organizzatori abbiano avuto una splendida idea e quindi Banca d'Italia è qua certamente al servizio della collettività. Giacomo Minio, presidente della Fondazione, ecco il suo punto di vista sia come presidente ma anche come docente universitario. La sostenibilità è un tema fondamentale, peraltro lo vedremo anche, lo vedremo anche all'interno di questo grande processo, di questo grande evento Capitale della Cultura. Sostenibilità, digitalizzazione, sono elementi ormai che dobbiamo certamente sposare, lo faremo trasversalmente. Transizione digitale, sono tutti temi che avremo nei prossimi giorni in cantiere, coinvolgendo le imprese, coinvolgendo le attività culturali, coinvolgendo il partenariato, coinvolgendo gli stakeholders. Quindi un'iniziativa assolutamente meritoria che punta il dito su un tema che è un tema del giorno, un tema che dovremo trovare anche nei prossimi mesi a trattare e a mettere un po' a terra. Come Presidente della Fondazione, ecco, ci aggiorni magari sugli ultimi passi? Quindi stiamo lavorando largamente per mettere tutti i tasselli e iniziare proprio l'attività con il territorio, non soltanto coinvolgendo, per così dire, l'intelligenza, i talenti e quanti vogliono lavorare dal basso, ma cercando di innervare anche questo processo all'interno di un'architrave nazionale. Come sapete è stato approvato il dossier da parte del Ministero, che è un po' l'ossatura portante di Capitale 2025, e da lì adesso cominceremo a lavorare per mettere a terra proprio una serie di iniziative che dovranno però avere una loro per così dire programmazione ed evoluzione nei 5 anni successivi. Viceversa sarà, come dico sempre, da economista, costruire il ponte sullo stretto e chiuderlo dopo aver fatto passare una sola macchina. Questa è un'occasione veramente rara, anche perché la Sicilia ha avuto con Agrigento 2 capitali della cultura. Ci sono regioni in Italia che non hanno avuto neanche una città ancora capitale della cultura, quindi prima che Agrigento torni ad essere nuovamente quella designata, ecco, passeranno certamente diversi anni. Allora abbiamo l'esigenza di fare tesoro di queste grandi opportunità e quindi coinvolgere non soltanto il
territorio agrigentino, perché sarebbe una diminuzione, ma dobbiamo coinvolgere il territorio provinciale, non dimenticando che la Sicilia tutta è sotto i riflettori della cultura nazionale. Professore Tuzzolino, oggi l'Università accoglie questo interessante convegno della Camera di Commercio su tematiche sicuramente di grande interesse che è l'ecosostenibilità. È un momento molto importante per riflettere su questioni che riguardano sicuramente l'economia e il mondo dell'impresa rispetto a questioni che sono di natura etica, perché il tema dello sviluppo e del progresso si intersecano molto efficacemente solo a partire da una riflessione sull'uomo, sul suo modo di interpretare la modernità e sulla ricerca di nuovi orizzonti e di nuove prospettive. In questo senso sono molto contento che questa riflessione avvenga all'interno del polo universitario, perché il polo si propone come un luogo aperto a tutti, a tutte le intelligenze del territorio, in modo tale che possano convergere qui questioni problematiche e possano essere inserite all'interno del mondo dell'università e della ricerca. Ma direi decisamente sì, noi come Confagricoltura non potevamo mancare a questo importante appuntamento dove si coniuga l'impresa, l'economia, la casa delle imprese, la Camera di Commercio, e quindi in questo momento particolare, difficile, noi veniamo fuori da 4 anni di Covid, dagli effetti della guerra russo-ucraina, dai recenti effetti anche della guerra in Medio Oriente. Un momento di forte instabilità, il settore agricolo sta soffrendo ma è resiliente e credo che oggi più che mai c'è necessità di focalizzare l'attenzione su un grande progetto di rilancio dell'agricoltura del Paese. Oggi l'agroalimentare è il primo comparto dell'economia italiana, contribuiamo per oltre 570 miliardi di euro al PIL nazionale e in questa dimensione è necessario costruire un nuovo modello agricolo, un nuovo modello agroindustriale per gli anni a venire. Siamo una grande realtà economica, insieme al turismo stiamo trainando, in Sicilia questo diventa ancora più forte, stiamo trainando appunto l'economia del paese e credo che oggi dobbiamo anche proprio come Confagricoltura spingere molto proprio su una nuova idea di modello agricolo da costruire tutti insieme. Il nostro ruolo è in prima linea come deve essere, ad Agrigento abbiamo un'ottima squadra con un presidente imprenditore che tutti i giorni prova nella sua azienda i problemi e i bisogni delle imprese, un direttore di grande esperienza e quindi siamo qui a testa alta perché sappiamo che Agrigento la CNA è considerata e la CNA fa il proprio dovere anche come forza sociale del territorio. Entrano nel vivo le iniziative del Mandorlo in Fiore ad Agrigento, anche oggi sfilate per le vie cittadine. Pomeriggio, momento clou con l'accensione del tripode dell'amicizia alla Valle dei Templi di Agrigento. Intanto ritornano i treni storici del Mandorlo in Fiore Express nei giorni di sabato 16 e domenica 17, su iniziativa della Fondazione delle Ferrovie dello Stato, in collaborazione con l'assessorato al turismo della Regione. Intanto abbiamo sentito il sindaco Miccichè proprio sulla festa del Mandorlo. Sindaco, le faccio una domanda sulla festa del Mandorlo. Ieri è iniziata, oggi sta continuando con tantissime iniziative. Ecco, il punto un po' di questa festa e cosa rappresenta per la nostra città e cosa c'è di novità Questa festa rappresenta qualcosa di importante per la nostra città e non solo, per l'intero territorio della provincia agrigentina. E ci sono tante le novità, non le espongo qui perché proprio essendo le novità, essendo delle sorprese, voglio che gli agrigentini e anche i turisti le possano vivere giornalmente. Naturalmente tanti eventi collaterali, il significato è quello di essere ambasciatori di pace, di fratellanza e di amicizia. Agrigento non è sempre stato, noi siamo un territorio accogliente, lo abbiamo dimostrato anche nel nostro dossier di Capitale Italiana della Cultura 2025, speriamo che tutto vada per il meglio. Ecco, da Agrigento lascia sempre il messaggio di pace, concordia nei popoli. Oggi vedremo anche l'accensione del tripode. Sì, oggi pomeriggio ci sarà l'accensione del tripode che è un simbolo importante, un simbolo, come poco fa dicevo, di pace. Ci saranno tanti popoli, tra cui anche l'Ucraina e la Russia, che si affiancheranno nell'accensione di questo tripode, simbolo importante per la festa del Mandorlo. E da Agrigento partirà il grido di pace in tutto il mondo, logico.
Operazione antimafia della Polizia di Stato di Caltanissetta che ha eseguito 55 misure cautelari in tutta Italia. L'ordinanza è stata emessa dal GIP di Caltanissetta su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Anche gli agenti della squadra mobile di Agrigento sono stati impegnati nell'esecuzione delle misure cautelari, 12 delle quali proprio nella nostra provincia. Il servizio. La Polizia di Stato ha eseguito oggi la misura cautelare detentiva emessa dal GIP di Caltanissetta su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Caltanissetta nei confronti di 55 soggetti, in prevalenza gelesi 32 persone, 4 soggetti di Catania, 4 di Palermo, 12 della provincia di Agrigento e 3 della provincia di Reggio Calabria, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, intestazione fittizia di beni, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti, reati aggravati dalla disponibilità degli associati di armi ed esplosivi. Secondo l'ordinanza del GIP sussistono gravi condizioni per affermare allo Stato che le indagini coordinate dalla DDA della Procura della Repubblica di Caltanissetta sono iniziate alla fine del 2018, hanno consentito di tracciare linee operative di Cosa Nostra nel territorio gelese, acclarando ancora una volta la piena operatività di 2 gruppi che hanno animato la consorteria mafiosa nel territorio gelese, ovvero il gruppo Rinzivillo e il gruppo Emanuello. Da qui il nome dell'operazione Janus, una delle divinità più antiche solitamente raffigurata con i 2 volti, cosiddetto Giano Bifronte. L'indagine dei poliziotti della squadra mobile Sisco di Caltanissetta e del commissariato di Gela ha consentito di far emergere gravi indizi in ordine agli ingenti investimenti dell'organizzazione mafiosa operante a Gela nella realizzazione di serre finalizzate alla coltivazione di marijuana. Al contempo avrebbe utilizzato questa tipologia di droga come merce di scambio per ottenere sostanze stupefacenti di altro genere, quali cocaina, dalle varie organizzazioni criminali reggine e catanese. In dettaglio tra Cosa Nostra gelese e soggetti legati all''ndrangheta calabrese e segnatamente all'Andrina Longo di Polissena, nonché con esponenti della criminalità organizzata catanese, il traffico di droga si sostanziava per i gelesi nell'importazione di cospicui quantitativi di cocaina, hashish, nell'esportazione di sostanze di tipo marijuana. Come già ricostruito in forza alle emergenze investigative tratte dal contenuto delle intercettazioni di conversazioni tra gli odierni indagati, ha trovato riscontro in numerosi sequestri di marijuana, il cui quantitativo complessivo si attesta sui 1000 kg di stupefacente. Inoltre, secondo una stima fatta proprio dagli stessi indagati nel corso delle conversazioni captate, il quantitativo settimanale di sostanza stupefacente immersa nel mercato si aggirava intorno a 1-2 kg di cocaina, con conseguenti cospicui guadagni per milioni di euro. L'indagine ha fatto altresì luce in ordine ai rapporti tra Cosa Nostra e l'altra organizzazione mafiosa operante a Gela, segnatamente alla Stidda, consentendo taluni incontri tra i rispettivi vertici. Oltre alle misure cautelari, la Polizia di Stato ha proceduto al sequestro preventivo di una villa con piscina sita a Gela e di un'auto di grossa cilindrata, beni riconducibili a taluno degli indagati. Incontro oggi con l'inviata di guerra del TG1 Stefania Battistini con gli studenti del Leonardo di Agrigento, l'ultimo appuntamento dedicato alla giornata delle donne dell'8 marzo, denominato Oltre, le interviste ai protagonisti. Oggi con Stefania Battistini si conclude questo ciclo di incontri dedicato alla festa dell'8 marzo con una testimonianza abbastanza forte, un personaggio sicuramente molto interessante perché è inviata di guerra e potrà dare la sua testimonianza diretta di cosa vuol dire appunto guerra. Sì, diciamo che oggi abbiamo questo dulcis in fundo rispetto a una 10 giorni dedicata ai temi delle donne, temi che sono stati attraversati per noi tutti da un fil rouge che ha fatto riferimento alla guerra. Oggi concludiamo con la presenza straordinaria di Stefania Battistini, inviata di punta del TG1 sin dal primo momento dello scoppio del conflitto in Ucraina, quel 24 febbraio del 22, che personalmente mi ha immediatamente catturata, intanto perché donna, che in un
territorio così devastato e colpito dalla guerra va a raccontare storie di donne e non solo, di donne e di bambini, chiaramente incurante del pericolo, quindi anche questo diciamo un po' nell'immaginario collettivo e nel mondo degli stereotipi mal si addice con la figura femminile, invece una donna che con caschetto e microfono è stata ai nostri occhi, la nostra bocca e le nostre orecchie di un conflitto come quello dell'Ucraina, che ancora rappresenta una grave piaga per il mondo intero, direi, ma anche del territorio israelo-palestinese, dove è stata inviata nell'ottobre scorso. Quindi sicuramente una testimonianza di grande prestigio che arricchisce ancora una volta e ancora di più la formazione dei nostri ragazzi. Stefania Battistini, inviata di guerra del TG1, oggi qui ad Agrigento per parlare della guerra ingiusta, racconta immagini dell'Ucraina sotto le bombe. Una valutazione, ecco, cosa potrà dire ai ragazzi di questa sua esperienza? Ma io sono felicissima di essere qui ad Agrigento e di parlare con questi ragazzi, perché io ho da imparare da loro, per capire dai loro occhi cosa hanno percepito di questa guerra e come noi del mondo della comunicazione siamo riusciti a far passare dei messaggi tra talk show in cui sono stati invitati veramente cosiddetti esperti che hanno raccontato insomma delle cose molto lontane da quelle che noi inviati vedevamo con i nostri occhi. Per me è importante portare una testimonianza di una persona che c'era 10 giorni prima dell'invasione, io come tanti altri colleghi, e che è rimasta in questi 2 anni, di raccontare quell'umanità aggredita dall'invasione russa che ancora resiste sotto le bombe e che ci racconta una storia di grande forza, di voglia di libertà e di indipendenza. Spero che arrivi questa forza. Senti, il Papa domenica ha detto un po' che sarebbe il caso di arrivare a un armistizio, insomma una pace, insomma issare la bandiera bianca. Cosa ne pensa lei di questo appello del Papa? Ma io spero che il Papa insomma si occupi ovviamente dell'umanità, delle anime, ha fatto un grandissimo lavoro per lo scambio dei prigionieri, per far tornare i bambini ucraini rapiti dai russi. C'è un mandato di arresto internazionale che pende sulla testa di pugni della commissaria per i diritti umani per questo, quindi insomma la Corte Penale Internazionale ha definito Putin un criminale di guerra, per cui insomma il Papa ha fatto molto per questi bambini ucraini e per i prigionieri di guerra di entrambi gli eserciti. Io credo che il Papa abbia già chiarito quello che volesse dire, spera appunto nel minor numero di vittime possibili, poi insomma invece le dinamiche di guerra spetta agli stati decidere, il popolo ucraino per primo decidere se vuole continuare a resistere, se non vuole cedere parte del suo territorio, della sua vita, della costruzione di un suo futuro che dipende soltanto dalla volontà degli ucraini. Non possiamo decidere per loro mai, per nessuno. Ultima domanda, cosa le è rimasto dentro di questa esperienza? Ma noi abbiamo appena visto un lavoro dei ragazzi meraviglioso che racconta la storia di questi due innamorati, un soldato al fronte e una donna che lo aspetta, che è venuta qui in Italia, e mi sono venute ancora le lacrime agli occhi, perché è la storia di queste umanità, tante piccole umanità, tanti piccole storie di individui che ci hanno raccontato cosa significhi resistere, l'abbandonare il proprio lavoro normale perché facevano la nostra vita, si sono visti arrivare i carri armati, hanno dovuto incrociare le armi, non sapevano neanche cosa fosse un'arma, un Kalashnikov, e si sono messi a combattere questa umanità, questa dignità, questo anelito verso la libertà che mi ha insegnato moltissimo. Mi chiamo Jaroslava Shuban, sono arrivata qui dall'Ucraina, sono arrivata il marzo 2022, mi trovo al liceo scientifico benissimo, sono arrivata al nostro liceo a febbraio. Ecco, come ti pare la città? C'è una tua impressione? Diciamo, quando vedi anche l'Ucraina, la guerra, cosa pensi? Ecco, qualcosa di intimo vorremmo sapere. Ovviamente mi fa malissimo, è un colpo che non mi passerà mai, come a me, come a tutti i miei parenti. Io mi trovo qui da sola, quindi mi manca tantissimo la mia mamma e il mio papà ed è abbastanza difficile. Però sempre questa città, questo sole di Sicilia mi fa brillare. Quindi hai trovato una bella accoglienza qui, anche a Leonardo? Sì, i professori, i ragazzi sono gentilissimi, mi trovo come con una mia famiglia, con i miei fratelli e sorelle. Allora, il giorno qui dovevamo andare via, c'era mio papà che lo dovevamo lasciare lì per forza in Ucraina. E c'era il bus dove tutte le donne piangevano, io e il mio fratellino piccolino, e già mio papà non lo vedo per 2 anni, questa è una cosa che mi è rimasta proprio in cuore.
A Licata in questo momento c'è una sofferenza e un disagio, soprattutto tra i più giovani, che deve essere studiata, capita e affrontata. Lo ha dichiarato il sociologo licatese Francesco Pira, professore associato all'Università di Messina, dopo i 2 suicidi e l'appello lanciato dal parroco Don Pino Agozzino. Sentiamo proprio lo stesso sociologo Pira in questa sua riflessione. Sui social a Licata le persone si sono divise. Una polarizzazione abbastanza normale, noi ci dividiamo su tutto quotidianamente. Si sono divise questa volta su un tema molto doloroso, il suicidio. Negli ultimi giorni ci sono stati 2 suicidi e un tentato suicidio. E allora, giustamente, un parroco, Don Pino Agozzino, si è chiesto che cosa la società può fare, perché sta accadendo questo, qual è il vero problema, cosa c'è dietro questa desertificazione culturale, dietro questo disagio sociale, perché le persone scelgono di togliersi la vita. È giusto parlarne o non è giusto parlarne? È giusto rimanere in silenzio, perché se ne parliamo le persone possono essere spinte ad emulare un gesto così terribile, così estremo. Io ricordo quando ero ragazzo l'ordine che ti davano i capi redattori nei quotidiani era di non scrivere mai di un suicidio. Giornalisticamente veniva definita una cosa troppo grave per dare ulteriore dolore alle famiglie, e chi ha vissuto, per esempio come me, la perdita di un amico che ha fatto questa scelta devastante, ma che in certi momenti può essere lucida, sicuramente avverte con maggior disagio quello che può accadere nella mente delle persone quando decide di farla finita. Un grande sociologo, uno dei padri della sociologia, Émile Durkheim, ha delineato addirittura 3 tipologie di suicidio: il suicidio altruistico, il suicidio anomico e il suicidio egoistico. Il suicidio altruistico è quando noi dobbiamo confermare o proteggere i nostri valori etici, ci ha spiegato giustamente Durkheim. Il suicidio egoistico riguarda invece le persone che pensano di essere esclusi, che non riescono ad integrarsi nella comunità, nella società. E poi c'è il terzo tipo di suicidio, il suicidio anomico, un suicidio contro le regole, perché vede l'individuo soffrire all'interno della società. A volte succede quando qualcuno vede repressi i suoi desideri, i suoi sogni, un atto estremo, dice Durkheim, e probabilmente noi ci troviamo di fronte a questo tipo di suicidio nelle ultime ore a Licata. Ma che cosa può fare la società? La società può fare tanto, può mettersi intanto a discutere, può mettere insieme persone che si sono occupate e si occupano quotidianamente di questi temi del disagio sociale, perché la nostra società è molto più fragile, è molto più povera, può essere attaccata con maggiore facilità, e quindi abbiamo bisogno di dare delle risposte forti, delle risposte concrete, e quindi bisogna appellarsi a tutti e ognuno di noi deve fare la sua parte. Certo, parlarne non è agevole, parlarne può creare dei problemi, ci sono pagine di letteratura psicologica in questo senso, ma dobbiamo comprendere che il momento di disagio sociale è forte e non si può più aspettare, non possiamo aspettare altro dolore, altre morti, altre sofferenze. Al reparto di oncologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento si è svolta l'iniziativa Avrò cura di te. Ce ne parla il collega Davide Sardo. Ad Agrigento, in ospedale al San Giovanni di Dio, le volontarie estetiste e parrucchiere hanno avuto cura delle pazienti ricoverate nel reparto di oncologia. È stata infatti l'iniziativa di solidarietà intitolata Avrò cura di te, promossa dall'azienda sanitaria provinciale e dall'associazione di volontariato Solide Ali, che ha reso a disposizione le proprie volontarie per offrire alle donne in lotta contro la malattia una giornata di benessere e di piacevole distrazione.
Oltre al make-up estetico del viso con suggerimenti per migliorare l'aspetto fisico e le condizioni della pelle a rimedio degli effetti collaterali dei trattamenti antitumorali, i volontari si sono adoperati anche nel pedicure e manicure e nel sistemare le parrucche. La giornata è stata allietata dagli intrattenimenti musicali a cura dell'associazione Malati in Cura Oncologica Amico Luz. Foulard e turbanti sono stati donati alle pazienti dal Rotary Club di Bivona. Presento un momento di unione, di convivialità dopo un periodo abbastanza duro, perché almeno per quanto mi riguarda è da quasi 18 mesi che sono in questo problemino, diciamo tra virgolette, e il fatto di avere il sostegno di associazioni, di amiche che condividono, tra virgolette purtroppo, questo problema, e fa tanto per una persona che non si senta sola e quindi può condividere e contare su tante persone, comprese anche le persone all'interno dell'ospedale che stanno veramente vicino alle persone che vivono la problematica cancro, chiamiamola col suo nome. E quindi anche adesso questo momento che stiamo vivendo qua è un momento che ti dà serenità e ti aiuta a affrontare meglio tutto quello che può venire anche dopo. Allora, io dico no oggi per farci belle, perché io dico belle se ci nasce non in quanto l'esteriorità, ma ciò che ci rappresenta e ci raffigura, perché la vera bellezza nasce dalla forza di ciò che noi siamo, tant'è che oggi siamo qua a festeggiare una nuova vita, una nuova opportunità di esserci. E questo è veramente una grande gioia, entrare in questo ospedale oggi, non in funzione di quello che siamo state, ma bensì con la consapevolezza piena che dal tumore si può guarire. E quindi questo vuole essere una testimonianza per tutte le persone, chi come noi hanno combattuto e stanno combattendo, di dire la medicina può fare tanto, è vero, ma la medicina più grande nasce dentro di noi con la voglia di dire sì, io voglio farcela. Quindi quella forza innata che c'è dentro in ognuno di noi deve emergere per la bellezza della vita e poter dire ancora una volta io ci sono. Le chiedo l'importanza e come nasce questa iniziativa. Questa iniziativa nasce da un progetto, 5 anni fa nasce Solideali, dove noi ci prendiamo cura dei pazienti e ogni anno riconfermiamo l'appuntamento in ospedale qui in Oncologia ad Agrigento, dove ci prendiamo cura dei pazienti, una giornata di spensieratezza in modo tale di fare sentire belle queste donne, perché lo sono. Le parrucchiere e l'estetista si prendono cura di loro. All'interno della nostra associazione abbiamo la Banca della Parrucca, dove siamo presenti nel territorio di Agrigento, dove doniamo gratuitamente le parrucche. Il corso make-up, dove impariamo a truccarsi alle donne per sentirsi più belle. Linea alla regia per la pubblicità. Per la tua pubblicità su TVA chiama il numero 337 96 55 60. Gli agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana hanno consegnato al Banco Alimentare di Catania 1540 kg di ortaggi vari da destinare a enti caritativi.
La merce è frutto di un sequestro amministrativo eseguito dal personale del NORAS, il nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia, nel mercato agroalimentare del capoluogo etneo MAS. Nel corso dell'ispezione, finalizzata al rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla tracciabilità dei prodotti agroalimentari, sono state individuate più di 700 cassette di vari formati con diverse tipologie di ortaggi. Considerato che si tratta di prodotti deperibili, il Dipartimento regionale delle attività produttive ha emesso un'ordinanza di convalida del sequestro e, constatata l'idoneità al consumo, ha autorizzato la cessione in beneficenza della merce attraverso il Banco Alimentare di Catania. Droga e armi sull'asse Messina-Calabria, 10 arresti effettuati dalla Polizia di Stato. L'inchiesta, nata dal duplice omicidio di Camaro del 2 gennaio del 2022, ha smantellato una banda dedita al traffico di stupefacenti e ben armata. Vediamo il servizio da Messina. Nelle prime ore della giornata odierna, gli operatori della Polizia di Stato di Messina sono stati impegnati in un'attività di polizia giudiziaria che ha portato all'esecuzione di 10 misure cautelari, epilogo delle più recenti indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina e condotte dalla squadra mobile su un'associazione per delinquere, verticisticamente strutturata, finalizzata alla detenzione e traffico di stupefacenti. Le indagini sono state avviate a seguito del duplice omicidio di Giovanni Portogallo e Giuseppe Cannavò, avvenuto il 2 gennaio 2022 in via Edoardo Morabito, Rione Camaro, all'esito delle quali è stato arrestato un messinese ritenuto l'autore materiale, rintracciato a Rosarno dopo 3 mesi di latitanza. I successivi sviluppi investigativi allo stesso tempo hanno consentito di ravvisare l'esistenza di una compagine delinquenziale operante nel territorio di Messina, in particolare nel rione Camaro, dedita allo spaccio di cocaina, marijuana e crack. Gli accertamenti di polizia giudiziaria hanno consentito di documentare, in seno al gruppo criminale, una non comune capacità organizzativa nel traffico di droga, riuscendo ad instaurare proficui rapporti di collaborazione anche con soggetti operanti nel territorio calabrese, nonché un'abilità notevole di inserimento nel settore dello smercio al minuto. Nel corso delle indagini sono stati arrestati 4 soggetti e sequestrati circa 50 kg di droga, oltre che armi e munizioni nella disponibilità del gruppo. Sulla scorta del quadro indiziario così raccolto, salvo diverse valutazioni giudiziarie, nei successivi livelli e fermo restando il generale principio di presunzione di non colpevolezza, sino a sentenza passata in giudicato, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, Direzione Distrettuale Antimafia, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per 10 indagati. Le azioni di rintraccio ed esecuzione delle misure cautelari sono state curate dalla squadra mobile di Messina, con l'ausilio di personale dell'omologo ufficio delle questure di Reggio Calabria e Catanzaro e di equipaggi del reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale. Tanto ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, con la precisazione che il provvedimento cautelare è stato adottato nella fase delle indagini preliminari e che dunque l'indagato è da presumersi innocente sino alla sentenza di condanna definitiva, che ne accerti la responsabilità all'esito del giudizio, che si svolgerà nel contraddittorio con la difesa davanti al giudice terzo ed imparziale, giudizio che si potrà concludere anche con la prova dell'assenza di ogni forma di responsabilità. Passiamo ora allo sport. Dopo la vittoria dell'Akragas contro la squadra dell'Ocri di domenica scorsa per 3-0, la squadra si è collocata al 10° posto con 27 punti, fuori dalla zona retrocessione. Sulla partita di domenica sentiamo le interviste a Giuseppe Cammarata, direttore sportivo, e Graziano Strano, direttore generale. Allora, Alfonso Cipolla e Andrea Di Mauro, complimenti per la prestazione, siamo andati sotto in maniera occasionale, però non del tutto incomprensibile, perché è un contropiede sul calcio d'angolo nostro e ci ha fatto trovare scoperti. Poi l'avete rimontata, quali sono i meriti? Ma i meriti secondo me sono quelli che ci abbiamo creduto, da squadra, da gruppo, come hai detto tu è stato un gol secondo me fortunoso, perché è stata
uno scivolone di un nostro compagno, eravamo messi anche abbastanza bene, tanto che ci è andata male. Però secondo me appunto i meriti sono che il gruppo ci ha creduto, si è visto nel primo tempo, perché loro hanno creato soltanto questa occasione e invece noi in pratica abbiamo giocato nella metà campo loro, e nel secondo tempo il copione non è cambiato. Sapevamo solo che dovevamo appunto fare il primo gol per riacciuffare la partita e così è stato, e per fortuna ne abbiamo fatto il secondo, abbiamo fatto il terzo e è andata in porto. Non era facile perché gli altri compagni di reparto erano assenti, Rechichi squalificato, Fragapane sappiamo che non sta bene fisicamente, quindi ti sei trovato da solo a dover gestire tutta la fase difensiva con due colleghi comunque non di reparto. Infatti da solo non ero, perché ero con i miei compagni ed ero... non di ruolo, diciamo così. Non erano di ruolo, infatti, ma ero tranquillissimo perché voglio sottolineare che tutta la squadra, ma soprattutto quelli che sono subentrati oggi, hanno svoltato la partita e hanno dato una grandissima mano, e anche quelli che dici tu che non erano di ruolo hanno fatto una partita veramente eccellente. Questo è frutto perché questo gruppo si vuole bene e lo sta dimostrando anche nelle difficoltà, perché oggi eravamo in difficoltà. Di Mauro, 3 punti fondamentali per la salvezza, vittoria strameritata contro il Locri. Sì, appunto sapevamo quanto era importante per noi vincere questa partita, ci permettono questi 3 punti di stare un po' più tranquilli, di allungare la classifica e di avvicinare comunque il nostro obiettivo che è la salvezza. Siamo andati un po' in difficoltà il primo tempo quando abbiamo subito il gol, ma penso noi in campo non abbiamo mai sentito la partita comunque che ci stesse scivolando dalle mani. Sapevamo appunto, come ha detto Fofò, che facendo il primo gol avevamo tutte le carte in regola per vincere la partita. Per te l'ennesima partita importante, ti è mancato solamente il gol, ma ti sei procurato il calcio di rigore? Sì, sono contento del percorso personale avuto fino ad ora, però sono più che contento che come squadra stiamo raggiungendo l'obiettivo tutti insieme, poi i risultati positivi vengono da soli, anche quelli personali. Il rigore c'era? Il rigore c'era. Sì, ancora mi fa male il piede, quindi dico di sì. Andrea, il tuo gol, dedica speciale? Ma sono diventato papà per la seconda volta da un mesetto. Io dedico questo gol alla mia famiglia che mi segue sempre, che mi sostiene, e soprattutto lo dedico anche ai tifosi che oggi gli avevamo chiesto una grande mano di ritornare a cantare, lo hanno fatto per noi, lo hanno fatto per la maglia, perché soprattutto la maglia è loro, e li ringrazio veramente di cuore. Andrea, sei diventato il beniamino dell'Esseneco, il pubblico ti ha chiamato ad alta voce, ma tu li ascolti questi incitamenti del pubblico, cosa creano in te? Sì, sicuramente tanto orgoglio e tanto entusiasmo dentro di me, anche quando non ho, per esempio l'ultimo scatto che ho fatto, quando poi ho sbagliato il gol purtroppo, non ci ho visto più. Sentendo il pubblico mi ha dato la forza per scattare fino alla fine, poi mi sono buttato a terra, le gambe non ci hanno fatto più, però sono il 12° uomo in campo veramente. Complimenti a tutti. Allora direttore, una partita che l'Akragas doveva vincere, l'assetto tattico del mister era prevalentemente a trazione anteriore e che poteva rischiare di finire male per quel gol nel primo tempo in contropiede. Sì, purtroppo nel momento che noi stavamo pressando nel primo tempo bene il Locri, abbiamo preso una ripartenza, nella stessa azione si è stato purtroppo, il campo lo conosciamo, è scivolato San Severino, non è riuscito a fare la chiusura, abbiamo preso gol. Lì devo dire onestamente la partita si è complicata perché loro già giocavano tutti dietro la linea della palla, passando in vantaggio hanno chiuso un po' tutti gli spazi. Poi nel secondo tempo devo dire che è entrata in campo una grande Akragas dal grande cuore e diciamo che la vittoria poi è stata netta perché questi ragazzi non finiscono mai di stupire. Una vittoria che vale doppio ai fini della salvezza. Sì, vogliamo chiamare scontro diretto, lo chiamiamo scontro diretto
abbiamo battuto una diretta concorrente, l'abbiamo lasciata giù a debita distanza. Qualche altro risultato penso che ci abbia pure aiutato oggi, perciò saliamo a 35 punti e cerchiamo di arrivare sempre alla famosa nostra soglia che ci eravamo prefissati nella mia prima intervista ad agosto, che è quella dei, oggi diciamo 40, avevamo detto 42, ma a 40 penso che ampiamente siamo fuori da qualsiasi bagaglio. In sala stampa il direttore generale Graziano Strano, vittoria doveva essere, vittoria alla fine è stata, vittoria in rimonta per i biancoazzurri che hanno però dominato il match. Sì, diciamo che oggi siamo felici tutti quanti noi, a partire dal nostro condottiero Marco Coppa. Io questa vittoria la dedico a lui perché è stata una stagione quasi alla fine dove oggi ci possiamo ritenere in una semibotta di ferro. Abbiamo fatto un campionato con fasi alternate, con qualche scelta, e la ripeto sempre, e mi assumo le responsabilità, non idonea, però abbiamo cercato di rimettere la barca dove doveva andare. E oggi credo che l'Agragas Calcio ha dimostrato con coesione e lungimiranza che il progetto Agragas continua fortemente. Io oggi la dedico a Mister Coppa perché tante persone parliamo ma non diamo merito a questo uomo che è stato per tanto tempo criticato, non so perché. Oggi andiamo a vedere questa classifica e credo che siamo settimi o ottavi. Quindi il merito a tutti quanti noi, ma soprattutto a Marco Coppa. Un gruppo di giovani che praticamente stanno onorando un campionato eccezionale. Sì. Stiamo scoprendo dei ragazzi meravigliosi, tecnicamente validi. Sì, questo dobbiamo dare merito al mister che li mette in campo e le scelte del nostro direttore sportivo Peppe Cammarata, che ha fatto un lavoro certosino, un lavoro lungimirante. Abbiamo avuto la fortuna nell'ultimo rush finale, quello che ci hanno sempre criticato e avevano ragione il pubblico, la tifoseria agrigentina, e ci mancava il bomber ritrovato. Abbiamo avuto questa sfortuna di non averlo per un paio di mesi. Quello si chiama Gianluca Litteri, lo sta dimostrando partita per partita, gol su gol. Quindi oggi io dico forza Agragas e grazie a tutti quanti. Sempre per lo sport vi proponiamo ora una goal collection della 30ª giornata di campionato della Serie D Girone I, che vede sempre in testa la forte squadra del Trapani. La 30ª goal collection del girone I di Serie D inizia dalla capolista che torna a vincere al provinciale contro la Reggio Calabria, sfida che i Granata approcciano come nelle migliori uscite, passando in vantaggio con la sventola all'incrocio dei pali di Acquadro. Nella ripresa il Trapani chiude il conto con le reti di Cocco dal dischetto e di Convitto, rete della bandiera Maranto ad opera di Nino Barillà. Non desiste il Siracusa che schianta il Saraceno di Ravanusa in Licata per 5-0, azzurri che mettono la freccia con il tiro da fuori di Limonelli, ma nel secondo tempo il Siracusa dilaga e il Licata si scioglie malamente. Ancora Limonelli con un tiro da fuori sigla il raddoppio, le reti di Sarao e di Vacca, autore di una doppietta nel finale, chiudono il conto sullo 0-5. Reti bianche al razza tra Vibonese e San Cataldese, un gol per parte tra Real Casalnuovo e Canicattì con la rete di Carnevale rimontata nel recupero dall'1-1 di Sidibe Abubakar. Si interrompe all'Aldo Campo l'ottimo momento di forma della Cireale. Nella ripresa le reti Iblè di Egiachi e Porcaro, entrambe di testa, valgono 3 punti importanti per il Ragusa che appaia al 7° posto. Il Granata quota 40 punti. Un passo indietro per la nuova Igia Virtus che non va oltre l'1-1 in casa del Castrovillari, rete di Cosenza. Tra le file rossonere ci pensa Veni, overtime ad evitare la sconfitta. Gara dalle forti emozioni all'Esseneto tra Akragas e Locri, calabresi avanti con Costa, gigante che ha la forza nella mezz'ora finale per ribaltarla con Grillo, Litteri e Cipolla. Chiudiamo con la sfida salvezza tra Gioiese e San Luca, vince per 2-1 la Gioiese che bagna nel migliore dei modi il rientro nel fortino del Pasquale Stanganelli di Gioia Tauro, le reti viola di Titizian e Zamani, in mezzo la rete del momentaneo 1-1 giallorosso di Apostu. Termina qui la nostra Goal Collection, appuntamento che ritorna lunedì prossimo per una nuova scorpacciata di gol del girone I di Serie D. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi ricordiamo che il telegiornale lo potete seguire sul canale streaming Smart TV Nazionale 268 e in streaming su televideoagrigento.tv. Grazie e una buona serata.